Allora, questo campo è stato seminato e riseminato. Vedete, queste chiazze non sono dovute ad un seme che non è nato, in realtà l'istrice qua ha pensato bene di cibarsi dei tuberi che sono stati seminati. Guardate, qua c'è anche una parte dove l'istrice ha scavato, l'istrice che è alla ricerca di questi tuberi di cui è ghiotto. Mi trovo ai Bertocchi di Montese, sono nel territorio di Modena, questo è uno dei tanti campi di patate. Tra l'altro la patata di Montese è anche un marchio camerale, sono con dei produttori, con degli esperti. Parliamo di questo problema perché oltre ai cinghiali il nostro Appennino è popolato da questi animali, questi istrici o porcospine, un roditore diffuso un po' su tutto il territorio che negli ultimi anni sta creando seri problemi all'agricoltura. Allora, sono con Sergio Persici, che è responsabile della Patfurt, cooperativa qua di Casteldaiano, con il presidente di CIA Emilia Centro Marco Bergami e un altro produttore, Matteo Franzaroli. Allora, partiamo subito da questa situazione, una situazione che è abbastanza evidente, magari chi non è addetto ai lavori non si rende conto, ma in realtà questi ammanchi, questi buchi che ci sono nel terreno sono dovuti appunto alla presenza di questo animale. Alla presenza dell'istrice, che quest'anno, soprattutto dopo qualche anno che sembrava calmato, quest'anno c'è stata un'invasione fuori da normale. Infatti non solo questo campo, ma tutti i campi in generale sono tutti messi in queste condizioni. Lui tutte le notti fa il suo giro, toglie 20-30 piante in ogni cosa. Soprattutto qui noi abbiamo bisogno di trappole per cercare di catturarlo, perché è un animale protetto dalla comunità europea, quindi noi stiamo facendo delle cose un po' così per riuscire a Insomma, tamponare. ci sono i fili di recinzione, ma in realtà Per i purtroppo cinghiali, perché oltre all'istrice qua in montagna c'è anche il discorso dei cinghiali che vanno dentro le culture, e quando la cultura, come vede che sta emergendo, gli fa dei danni, perché anche il cinghiale cerca di sotterrare le piante per cercare delle radici per allora, cibarsi. Persi, ci abbiamo scelto una giornata autunnale, anche se siamo ai primi di giugno. Allora, Presidente Bergami, qua è una situazione che è molto allarmante per i produttori, è un animale, abbiamo detto, che è assolutamente protetto, quindi non si possono fare piani di controllo. Come si può risolvere appunto una situazione di questo tipo che alla fine crea danni importanti e quindi anche, diciamo, dal punto di vista economico, le aziende agricole risentono di questa situazione? No, beh, innanzitutto dobbiamo sottolineare che noi agricoltori siamo le sentinelle del territorio e per continuare questa opera ormai secolare, perché noi siamo sempre stati, abbiamo sempre diviso il territorio, sempre manutenzionato, sempre dato questo contributo alla comunità, noi dobbiamo fare reddito. E per fare reddito quelle culture, tipo in questo caso le patate, che è un'assoluta eccellenza per questo territorio, ma per tutti, noi dobbiamo riuscire a raccogliere nel pieno rispetto di quelle che sono le direttive europee, perché sicuramente l'istrice è una specie protetta e nessuno vuole, diciamo, andare contro la legge. Però dobbiamo anche capire che l'agricoltore, per rimanere a fare agricoltura in questo territorio, nel territorio di montagna, che è più difficile fare agricoltura rispetto alla pianura, dobbiamo dare la possibilità di fare reddito. Di conseguenza siamo nelle condizioni di riuscire a chiedere, a far capire sia all'assessore o a tutti gli enti preposti che bisogna mettere in campo quelle misure nel rispetto, quindi la cattura, spostare gli animali. Così non si può andare avanti, dobbiamo operare ma in tempi strettissimi, perché del tempo non ne abbiamo più. E a proposito di catture, è vero Presidente che le catture che vengono fatte di questi animali anche in pianura, poi questi soggetti vengono rilanciati nei territori appenninici perché si dice che comunque c'è il loro territorio, in realtà poi dopo non si fa altro che ripopolare un territorio in cui già ce ne sono, o sono solamente chiacchiere? No, beh, adesso al di là di quello che possono essere le voci che circolano, le normative sono abbastanza chiare. Quindi l'istrice è una specie protetta e quindi va catturata e rilasciata in un ambiente consono al suo sistema di vita. Quindi
nel pieno rispetto degli animalisti, nel pieno rispetto della filosofia di quello che è la conservazione delle specie, soprattutto quelle diciamo più protette, come in questo caso qui, ecco che possono essere catturate e liberate in luoghi dove l'agricoltura non è così di pregio, ma l'istrice trova l'habitat naturale che non crea danni a noi e allo stesso tempo può continuare la sua vita. Ecco. Matteo è un produttore di patate che ha terreni sia in territorio modenese ma anche nel vicino comune bolognese Casteldaiano. Tra l'altro oggi stai sfidando le intemperie perché ti vedo con una Miss molto estiva, anche se siamo in estate in realtà comunque è molto freddo. Matteo, la situazione com'è? Insomma, abbiamo detto che già sono diversi anni che la presenza dell'istrice sta facendo insomma un po' tribolare voi agricoltori. Reti, protezioni sono sufficienti oppure insomma ci possono essere accorgimenti anche empirici che possono allontanare questo selvatico? Beh, sicuramente la recinzione che stiamo provando di fare, perché comunque non è così semplice tenere una recinzione lungo i campi perché ha bisogno di molta manutenzione, ci dà molti problemi. Noi chiediamo solo, visto l'emergenza, che ci diano la possibilità di tornare a fare il trappolaggio come era stato fatto un paio di anni fa, perché avanti così è veramente impensabile di continuare a fare patate in montagna, perché per una serie di motivi non possiamo continuare a lavorare per poi vedere, come avete visto anche voi, rifare il lavoro 2 volte. È impensabile questa cosa qua, e sicuramente col trappolaggio non dico che si risolva il problema, però almeno riusciamo a limitare un minimo un po' la situazione. Ma il piazzare trappole, quindi per catturare, è una cosa abbastanza complicata, poi osservano anche comunque dei dispositivi idonei per fare questo tipo di lavoro, poi anche pericoloso perché poi insomma il porcospino alla fine ha degli aculli che sono anche fastidiosi se si viene a contatto con questi. Beh, la situazione del trappolaggio, comunque chi fa trappolaggio bisogna che comunque tutti i giorni venga a controllare la gabbia e guarda se è riuscito a prendere l'animale, poi sicuramente andrà chiamato un ente apposta perché venga a ritirare l'animale e sicuramente c'è il suo bel da farsi, però è un'arma in più per vedere di risolvere e di proteggere un po' questa produzione che, ripeto, se continua così bisogna veramente pensare di smettere di fare patate in montagna, perché non si può continuare a lavorare in questa situazione. Ecco, proseguiamo questa camminata tra quel che resta di queste patate. Persici, tra diciamo Casteldaiano, Montese, quindi zona di produzione tipica di questo tubero, più o meno quanti ettari ci sono? In questo Appennino diciamo che noi abbiamo un territorio di 4 comuni: Gaggiomontano, Montese, Casteldaiano e Vergato, perché Vergato comprende anche la zona di Tolè, che anche lì fanno abbastanza patate, quindi parliamo di un 150 ettari di patate. Si può fare una stima, diciamo così, anche approssimativa di che cosa percentualmente, di quanto danno può arrecare un istrice assieme anche al cinghiale, perché non dimentichiamo che anche i cinghiali insomma fanno la loro parte. Le patate sono appena nate e già abbiamo un 20% di danni. Proseguendo nel tempo, se non si riesce a catturare qualcosa, penso che si possa arrivare anche al 50% di danno su tutto il territorio. E qui la regione o l'amministrazione provinciale in questo caso o gli ATC contribuiscono in termini economici a rinfondere o comunque risarcire i danni di questi animali? Allora, col nuovo piano faunistico sono previste diciamo delle forme di tutela. Però ultimamente abbiamo delle problematiche perché le normative sono interpretate in un determinato modo e bisogna chiarire sia all'interno degli ambiti territoriali di caccia, perché abbiamo dei problemi legati un pochino alla gestione, ma sono problemi che auspichiamo che riescano ad essere superati a breve, per poi dar modo di mettere in campo tutti i mezzi di prevenzione, mi riferisco più al cinghiale, per poter diciamo preservare queste culture.
È chiaro che dobbiamo mettere in campo anche tutti i piani di controllo e tutti noi dobbiamo renderci conto che il numero di animali deve diminuire. Questo è quello su cui si sta lavorando tutti, l'obiettivo è quello lì, la collaborazione sia del mondo venatorio nei confronti dell'ente pubblico e nei confronti soprattutto di noi agricoltori deve avere un cambio di passo, ecco, la vogliamo dire così, perché in questi anni qui c'è stato sì una collaborazione che ha portato dei territori a essere preservati, ma c'è stato anche quei territori tipo questo e altri che l'agricoltura non si è più riuscita a fare. Di conseguenza bisogna porre rimedio tutti insieme. Matteo, in un'annata normale, un campo come questo, diciamo un ettaro di terreno, quanti quintali insomma, è in grado di produrre in una situazione di normalità di patate? La produzione della montagna è molto più relativa a confronto alla pianura, quindi siamo intorno ai 250-300 quintali per ettaro. Poi sicuramente la stagione è quella che comunque decide un po' il tutto. E poi, ripeto, purtroppo abbiamo questa problematica di Istris e cinghiale che comunque negli ultimi anni ci sta dando veramente dei seri problemi, quindi è tutto un giocare per capire un po' dove possiamo arrivare, però dare dei numeri non è così facile, così semplice, perché purtroppo ci sono troppe cose che... Ma il prodotto di montagna viene riconosciuto in termini economici qualcosa in più, insomma la qualità del prodotto di montagna e di queste patate? Beh, sicuramente il prodotto di montagna negli ultimi anni è molto più sentito anche a livello commerciale, quindi sì, ci dà qualcosina in più, ma è quel qualcosina che dà per sopravvivere alle aziende di montagna, perché ripeto, le produzioni a confronto a una produzione di pianura sono totalmente diverse, quindi il lavoro è sempre quello. Qui stiamo parlando di quali varietà? Beh, qua si parte da una varietà gialla come della Liseta, la vecchia spunta, per poi passare a una rossa come Desiree Kuroda e per arrivare a una bianca come Kennebec. Poi si sta provando anche altre varietà nuove, perché comunque abbiamo anche noi bisogno di cambiare e di venire avanti con tutti i lavori. Presidente, la montagna, quindi le risorse del territorio sono la zootecnia in montagna, no? Quindi legate al parmigiano reggiano in questo caso, patate, quindi se togliamo anche queste opportunità agli agricoltori diventa un problema, insomma, fare reddito. Innanzitutto ci teniamo a chiarire che noi agricoltori vogliamo raccogliere quello che seminiamo, non vogliamo i danni, non vogliamo i risarcimenti. Noi siamo innamorati del nostro lavoro, vogliamo raccogliere i frutti di ciò che seminiamo, non chiediamo soldi, chiediamo di poter continuare a fare il nostro di lavoro. In montagna ci sono alcuni settori che possono svilupparsi ancora di più e perfezionarsi, perché qui siamo nella patria, diciamo, del biologico. Di chimica non se ne usa, molti non la usano e non sono certificati biologici, quindi abbiamo dei prodotti che sono di una salubrità. Siamo nell'anno proprio di un ritorno a dei prodotti, a un ambiente sostenibile, e quindi noi siamo quello che è la filosofia che noi portiamo davanti da anni, e per questo vogliamo continuare a fare questo. Quindi il messaggio è molto chiaro. L'eccellenza mondiale, il parmigiano reggiano. Qui siamo in una zona dove i vari caseifici vincono premi in tutta Europa. Questo è un nostro vanto. Per poter continuare a fare questo noi abbiamo bisogno che ci lasciano fare agricoltura. Questo è quello che chiediamo, non chiediamo chissà cosa, chiediamo umilmente di poter continuare a fare quello che sappiamo fare. Presidente, adesso sta cominciando a piovere ancora forte, quindi magari vi lasciamo. Un'ultima cosa a Matteo, insomma magari ci ritroviamo quando è il momento della raccolta, che verosimilmente quando verrà, tempo permettendo. Beh, qua comunque si va dopo il Ferragosto, i primi di settembre. La raccolta siamo sempre andati di solito comunque i primi di settembre per fare un prodotto che abbia tutte le qualità possibili e immaginabili, quindi con i primi di settembre direi.
E a proposito di raccolto e di prezzi, viene riconosciuto, abbiamo detto, qualcosa in più al prodotto di montagna, c'è anche richiesta, quindi tutto quello che viene raccolto nel territorio appenninico viene venduto senza problemi? Senza problemi, rispetto alla pianura noi siamo su un 30% in più del prezzo della pianura, però con le rese che ci sono in montagna sicuramente non si riesce, anche facendo degli sforzi come sta facendo, perché la Patfrutta ha una cooperativa che produce 1 milione di quintali di prodotto, quindi ci dà sempre una mano anche in montagna, però nonostante gli sforzi si fa fatica a remunerare il prodotto perché qui c'è poca resa. Insomma, è sempre più complicato. Bene, il tempo si fa sempre più minaccioso. Saluto i miei interlocutori, ma noi adesso ci ritrasferiamo in pianura perché continuiamo a parlare di produzioni, ma non per un consumo, ma parliamo di cover crops, che sono produzioni, sono colture che servono per migliorare il terreno.